Bentrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Il 7 febbraio prossimo ricorre l'anniversario della strage di Portsous. Quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, la messa e l'orazione seguiranno un cerimoniale diverso. Ci colleghiamo con Paola Treppo, che ha raggiunto per noi la frazione di Canebola con il presidente dell'associazione Partigiani Osoppo. A voi la linea. Sì, eccoci, siamo a Canebola, di fronte alla chiesa di Canebola, un luogo di grande significato storico, con Roberto Volpetti, presidente dell'associazione Partigiani Osoppo. Ormai manca poco alla data che ricorda il tragico eccidio delle Malghe di Portsous. Esatto, quest'anno ricorre il 76esimo anniversario di questo eccidio, ormai noto a tutti, che avvenne il 7 febbraio del 45 appunto. Da moltissimi anni la cerimonia commemorativa, ecco, si svolge prevalentemente qui alla messa, alla chiesa di Canebola, chiesa parrocchiale di Canebola. Si inizia, come si sa, in piazza Faedi, dove vengono resi omaggio ai caduti, ma poi, salvo che il tempo non sia inclemente, si arriva qui alla chiesa, dove viene celebrata la messa e dove vengono tenuti i discorsi commemorativi e celebrativi. Proprio l'anno scorso eravamo, in occasione del 75esimo anniversario, eravamo qui col vescovo ordinario militare Monsignor Marcianò per celebrare con lui in chiesa questa messa a cui ha seguito appunto la cerimonia. Cerimonia sempre molto sentita, che vede la presenza delle massime autorità regionali, tanti amministratori, tanta gente, per rinnovare, ecco, il ricordo di questo tragico episodio che ancora oggi come dire, ci riempie di commozione e ci fa, ci rende, come dire, responsabili di rinnovarne il ricordo, ecco, trasmettere il ricordo di questo avvenimento. Ecco, fondamentale appunto il ricordo di quei tragici eventi perché non si ripetano mai più. Di seguito, dopo la celebrazione della messa, simbolicamente, perché le strade spesso sono ghiacciate, qualcuno raggiunge le Malghe a deporre una corona? Certamente, ecco, questa è la parte conclusiva della cerimonia, che appunto si svolge per lo più qui a Faedi. Ringrazio il signor Rino Petric, che rappresenta un po' la comunità di Canebola, che ogni anno ci accoglie qui in maniera meravigliosa, in maniera, come dire, orgogliosa di questa nostra presenza, di questa nostra attività, e noi siamo ben contenti. Ecco. La parte finale si svolge appunto alle Malghe, che sono circa 3 chilometri da qui, ecco, in cui per posare la corona di fiori sul monumento, che è un monumento nazionale, appunto, e ricorda lo svolgersi di questi tragici fatti. Quest'anno, come tutte le cerimonie importanti della nostra regione, che hanno un significato storico anche per tutta l'Italia, come in questo caso, la cerimonia si terrà naturalmente, ovviamente, in forma diversa. Ecco, sì, stiamo infatti organizzando i dettagli particolari di questa cerimonia. Ovviamente faremo sapere il programma preciso nei prossimi giorni e certamente sarà comunque in forma ristretta e simbolica. Ecco, allora ringraziamo il dottor Volpetti e anche Rino Petric, storica colonna portante di questa comunità Canebola. Siamo nel comune di Faedis, le temperature oggi sono molto rigide, ma la comunità locale è comunque accogliente, come lo è sempre stato appunto anche in occasione di questa cerimonia. Allora grazie ai nostri ospiti, e qui da Canebola ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo assieme a Paolo Bassi per questo collegamento in diretta da Canebola. Nel quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il Centro Balducci di Giugliano, insieme alla Rete d'Asi e ad altre 100 associazioni, invierà una lettera al Presidente della Repubblica per chiedere ancora verità e giustizia. Abbiamo sentito l'intervista realizzata per noi da Marco Pasquariello, vediamo se è pronta. Don Di Piazza, oggi è un anniversario importante, 5 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni. Certamente è una data
cronologica. Siamo qui nel centro Balducci. Io sempre ho presente quello che padre Ernesto Balducci, con la sua straordinaria capacità, disse un giorno che c'è un tempo dell'essere e un tempo dell'esistere. Non è una disquisizione filosofica artificiosa, è la nostra vita, cioè c'è un tempo dell'essere che riguarda le dimensioni profonde, quelle più profonde del cuore, della coscienza, dell'intelligenza, e c'è quella dell'esistere che riguarda, come dire, l'organizzazione della nostra vita, in cui si fissano anche le date, alle volte belle, alle volte tragiche come quella di oggi, in cui gli avvenimenti accadono. Ora, la vicenda di Giulio Regeni, ricordando oggi appunto il tempo cronologico di quello che è avvenuto, riguarda propriamente il tempo dell'essere, cioè delle dimensioni più profonde. Questo dolore immenso del papà Claudio, della mamma Paola, di Irene, la sorella, e ricordo sempre, perché mi colpì tutti, quello che lei disse quando poté guardare, immaginiamo con quale sgomento, il corpo del figlio che era totalmente torturato e che da lei fu riconosciuto. Quel corpo, disse 3 volte, piccolo, 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 solamente dalla punta del naso, come poi anche l'autopsia ha dimostrato, avendo poi bisogno di tante, più di 200, mi pare 268 pagine per raccogliere tutte le descrizioni, un corpo terribilmente sfigurato. E un altro aspetto, se si potesse dire, che parlando con lei diceva che se appunto, ed è impossibile, ma se si potesse configurare nell'immenso dolore una parte di dolore ancora più profondo, è quello di pensare quando Giulio si è sentito perso, ha percepito che non ci sarebbe stato nulla da fare, si è sentito come solo. Certo, l'affetto dei suoi c'era, ma era lì da solo. Ecco, questo appartiene al tempo dell'essere. Nel tempo dell'essere profondo sono avvenute soprattutto delle insistenze straordinarie e dignitose per ricercare verità e giustizia. Questo immenso dolore trasformato in verità e giustizia richieste e perseguite, con passaggi, come sappiamo, sconvolgenti. Quello che l'Egitto ha compiuto di depistaggi, di smentite, fino a far uccidere quelle 5 persone, no, con l'indicazione che erano stati loro, una sorta di banda, a uccidere Giulio. Per questo 11 associazioni della nostra regione, fra cui anche noi, il Centro Balducci, la Rete d'Asi, tanti altri, a me pare molto significativamente, hanno raccolto delle firme per sottoscrivere una lettera da inviare al Presidente della Repubblica, del Consiglio, al Ministro degli Esteri, per chiedere quello che la famiglia chiede da tempo, un segno politico di richiamare l'ambasciatore, per dare un segnale. Ecco, Don, lei ha parlato di paura, di solitudine, di torture e anche che è quello che provano centinaia e centinaia di persone lungo la rotta balcanica. La sentenza del Tribunale di Roma sui respingimenti è storica. È una sentenza veramente storica, è una sentenza molto importante. Ora che l'Italia sia complice di questo, attiva complice dei respingimenti alla frontiera di persone che dovrebbero essere accolte e di cui dovrebbe essere accolta la richiesta di verificare la domanda di rifugio politico, che questi respingimenti siano illegali, che il nostro Paese sia dentro a un'illegalità che viola la legge e i diritti umani fondamentali, è molto grave. E ho visto con
veramente con una tristezza l'impaccio di alcune persone, delle istituzioni, nel commentare questa sentenza che, appunto, come veniva detto giustamente, è una sentenza storica. Mercoledì prossimo si celebra la giornata della memoria, quest'anno in modo particolare, ma non vuol dire meno intenso, anzi alcune situazioni possono anzi favorire alcune profondità piuttosto che allentarle. Ora, l'Europa che ha vissuto la tragedia del nazismo, dei campi di sterminio, delle persone ridotte a cose, a numeri, a strumenti da buttare, prima da sfruttare, poi da buttare, da bruciare come pezzi, appunto, stotti sul fuoco, e che in Europa avvengano queste situazioni, questo è smentire la memoria. Non si può celebrare la giornata della memoria e poi osservare con gli occhi di un cuore sensibile, di un'intelligenza aperta, quello che sta avvenendo. La sentenza comunque è un passaggio davvero fondamentale. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea, tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea ed ora andiamo a scoprire le novità nel comune di Remanzacco con la nostra Isabella Gregorato che ha raggiunto il sindaco in mattinata. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Remanzacco dove ieri si è svolta la manifestazione Raccogliamo in civiltà per seminare il rispetto per l'ambiente. E durante questa iniziativa sono state scoperte delle cose che uno non si sarebbe mai aspettato di trovare, ossia bar, ristoranti chiusi, però c'è chi pensa di andare in giro per i campi a consumare e lasciare praticamente tutti i rifiuti, lattine, bottiglie, piatti di carta, insomma tutto quello che può servire per un picnic rimane lì, nessuno se lo porta via. Con noi il sindaco di Remanzacco, Daniela Brizz, e l'assessore all'ambiente Mario Russell. Intanto vediamo questo segno di inciviltà. Va bene, buongiorno a tutti. Bene, ieri si è tenuta appunto questa giornata dedicata al nostro ambiente, dedicata al nostro territorio, che ha coinvolto una novantina di adulti e una quarantina di bambini, per cui vedo che Remanzacco è sensibile a queste tematiche ambientali. Bene, questi bambini e queste famiglie, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, dalle 10:30 del mattino fino alle 16 del pomeriggio sono venuti qua in piazza dove c'era un banchetto allestito dove assieme ai miei collaboratori davamo ai partecipanti il gilettino, le pinze, guanti in lattice e i sacchetti per la differenziata, quindi per la plastica e per l'indifferenziata, e sono partiti sul nostro territorio. Quindi hai visto questa frotta di persone distanziate a caccia di rifiuti, e devo dire che al rientro ci hanno veramente portato tantissimi sacchi di rifiuti. E quello che mi hanno segnalato sia gli adulti ma soprattutto i nostri bambini, hanno detto: sindaco, quante lattine abbiamo trovato in giro per il nostro territorio. Quindi abbiamo fatto i collegamenti che naturalmente essendo chiuse tutte le attività di somministrazione di alimenti a bevande, purtroppo ci sono questi bivacchi, e questo ci dispiace assai perché questo è veramente un grande indice di inciviltà. Ecco, per cui questi bambini sono rimasti un attimino anche, fra virgolette, sconvolti da queste persone che gettano tutto nei nostri campi, nei nostri fossi. Poi un altro rifiuto che abbiamo trovato in misura molto importante sono le cicche. Ecco, cicche e lattine. I bambini erano i due elementi che appena arrivavano qua in municipio ci dicevano: assessore Mario, tante cicche, tante lattine. Ecco, noi ci teniamo particolarmente a questo progetto che nasce su iniziativa di una nostra concittadina, Valentina Martinis, che è l'ideatrice del gruppo Ripuliamoci.
All'iniziativa ha collaborato la IT 2000, la Protezione Civile del Comune di Remanzacco, naturalmente il Comune di Remanzacco e il CCR. Col CCR, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che veramente ha a cuore il nostro ambiente e assieme all'amministrazione veramente ci dà quell'energia, quegli spunti per andare avanti con queste nostre iniziative legate a tematiche ambientali. Ecco, è proprio per parlare. Dopo un 2020 difficile, l'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone è destinato a diventare un hub internazionale che movimenterà da 30 a 40 treni alla settimana. A spiegare i futuri progetti è l'amministratore delegato Giuseppe Bortolussi. Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone. Siamo agli inizi del 2021, abbiamo alle spalle un 2020 molto difficile a causa del Covid, un bilancio dei 12 mesi trascorsi. Un anno difficile ma anche un anno di grandi opportunità. Stiamo vivendo un cambio sia nel mondo dei servizi che nel mondo industriale. Sicuramente non ci siamo mai fermati e soprattutto non abbiamo mai smesso di portare avanti i nostri programmi, i nostri investimenti, i nostri progetti, e oggi posso dire che tutto questo ci sta ripagando. Non dico che non ci sono state delle contrazioni, ma ci sono state delle contrazioni che sono state anche bilanciate dagli aumenti, perché noi differenziamo nei nostri servizi sia nel campo della produzione industriale, sia nel campo medicale, sia nel campo doganale, sia nel campo ferroviario. Il campo che sicuramente ha avuto maggiore aumento è il campo del medicale, il mondo per noi dell'intermodalità e sicuramente il mondo del commercio all'ingrosso, e questo è quello che ha patito di più. Invece c'è stato un considerevole aumento del sistema e-commerce che ha rafforzato sostanzialmente la presenza sul mercato della logistica, per cui posso dire stiamo facendo un pari rispetto al 2019. Veniamo al 2021, cosa si aspetta da questo nuovo anno e quali sono i progetti per l'Interporto? Il 2021 registrerà, come abbiamo già in agenda, un aumento considerevole dei treni. Finalmente l'Interporto di Pordenone può dirsi un interporto internazionale, perché ospiteremo non meno di una trentina, anzi 40 treni alla settimana. L'esitazione è solo dovuta al fatto che in questo momento è il terminalista nostro che deve dire in quanto tempo riesce a evadere questi treni. Questo è un grande successo a un anno e mezzo di distanza dall'inaugurazione, che sicuramente pone Pordenone ormai come hub internazionale nel sistema treni. Abbiamo avuto un grande successo con la scuola, l'ITS, di infomobilità, e la specialità a cui ormai 50 ragazzi si stanno dedicando. Al primo biennio è stato aggiunto il secondo biennio, e questo vuol dire che i ragazzi credono molto in un risultato per la loro vita proprio derivante dalla logistica, che è sempre stata un po' la cenerentola delle attività produttive. E questo ci fa ben sperare anche per un cambio culturale all'interno delle stesse aziende. Dopodiché abbiamo avuto un aumento e stiamo avendo un aumento anche nel comparto industriale che è presente in Interporto, per cui è un'attività veramente frenetica a trazione anteriore. Lo dico con molta soddisfazione, perché è frutto di lavoro di anni, non è frutto di lavoro semplicemente del caso o della circostanza del momento. Ultima domanda, ci saranno ampliamenti o costruzioni nuove? Abbiamo degli investimenti da completare per ampliare il fascio binari del terminal, della cosiddetta asta di manovra, che è l'asta di 750 metri che permette di non sdoppiare più il treno una volta che è entrato, ma lo fai entrare e movimentare senza naturalmente spezzarlo. Dopodiché aumenteremo probabilmente con un magazzino cosiddetto raccordato, comunque un magazzino logistico attestato ai binari, e ultimo un grande piazzale, perché
noi riceveremo, siamo naturalmente destinatari dei cosiddetti container, per cui riceveremo parecchi di questi contenitori che hanno bisogno di essere stipati e essere gestiti per creare i treni nuovi o smontare i treni. Pertanto diventiamo a tutti gli effetti un hub, come dicevo prima, internazionale, proprio per questa metodica di avere questo piazzale a disposizione delle compagnie marittime. Ed eccoci, siamo pronti per collegarci ora in diretta da Udine con la nostra Isabella Gregoratto. A te la linea. Grazie Alexis, siamo appena arrivati qui in via Lirutti, siamo con il vice sindaco Loris Michelini. Via Lirutti perché? Perché si sono appena conclusi i lavori di sistemazione dell'asfalto. Lavori ai quali l'amministrazione comunale teneva particolarmente. Sì, questa è una via ad acciottolato, praticamente è stato rifatto completamente l'acciottolato di questa importante via e sono stati spesi qui più di 200.000 euro perché oltre ai lavori completi dell'acciottolato è stato fatto anche un lavoro per le caditoie, per le acque reflue, ma soprattutto è stato fatto anche un lavoro di sistemazione dei marciapiedi. Questa è una via protetta, tra virgolette, quindi adesso vedremo anche come fare per l'utilizzo vero, perché anche i residenti e soprattutto le auto che vengono dall'esterno non possono transitare con quella capienza e velocità in questo tratto di via. Ecco, infatti ci siamo resi conto di persona mentre aspettavamo appunto il collegamento che qui sfrecciano le auto addirittura. In questo momento siamo fortunati, non passa nessuno, siamo in mezzo alla strada, ma fino a poco fa abbiamo visto auto sfrecciare. Sì, la via è molto larga e quindi si predispone. È ovvio che essendo la protezione in piedi noi abbiamo intenzione quindi di regolamentare come isola proprio all'interno della città, un'isola protetta. Ed ecco per cui adesso studieremo la forma di utilizzo vero della via con le concessioni che andremo a fare, però ripeto, questo è un intervento che aspettavano da tantissimi anni perché la via era messa molto male. Questa spesa è supportata anche dalla validità storica di pregio che ha, quindi se voi guardate anche il lavoro che ha fatto la ditta Merluzzi è stato veramente un lavoro di fino, un lavoro che è durato anche 2 mesi, ma ha portato ad una bellezza che è unica nel suo genere in Udine. Tra l'altro, oltre a questo è stata fatta anche via Tomadini, via Margaret, laterale di via Cusignaco, un'altra via in acciottolato e poi faremo anche via Muratti una parte e quindi andremo a completare le vie in acciottolato. Ripeto, questo è un intervento molto importante su cui l'amministrazione comunale ha sempre creduto perché la valorizzazione turistica, storica è alla base della convivenza, della bellezza di questa grande città che è Udine. E comunque le auto continuano a passare nonostante il cartello, nonostante ci sia la scritta. Beh, la via è accessibile, ovviamente ci sono i passi-carai, i residenti e quindi è ovvio che passino. Adesso verrà regolamentata, come dicevo, e quindi avrà un'altra caratteristica. In questo momento, appena terminati i lavori, adesso praticamente stiamo valutando come utilizzarla al meglio per far sì che non si ripeta quello che è successo in passato, che l'acciottolato venga rimosso per il transito della prova. I lavori dell'acciottolato, come vedete, è fatto in modo tale che sarà difficile che venga rimosso perché ha dei contorni particolari che sono propri per far sì che il lavoro proprio contenga anche nel corso dei prossimi decenni. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, e restituisco la linea a voi studio. Grazie a te Isabella, Martina Beraldo per questo collegamento in diretta da Udine. Noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.